viva l'amore e abbasso i sedili. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è 22 ottobre e nonché ci abbiamo TGG. Buongiorno TGG. Buongiorno a tutti. I cristiani fanno trovare come oppure, allora io esco solamente da span. C'è sta Gigino Pomodoro che vuole chiedere come Bravo. Aspetta, non scavo. Allora Gigi, io so che sei arrabbiato, è vero? No, arrabbiato no, più che altro deluso da questo menefreghismo e da questo soprattutto non voler mettere la faccia sui problemi reali che stiamo vivendo nella nostra città. Con questo, non arrabbiato, ci sta arrabbiato. Io mi arrabbio mi rubo con loro. Non esiste, assolutamente. Il problema qui, togliamo il discorso che abbiamo fatto recentemente nella scorsa puntata con il discorso dell'aria inquinata, che continueremo ancora a dirvelo perché alla fine, fin quando qualcuno non prenderà provvedimenti, noi tartasseremo su questa cosa, sia ben chiaro. Poi andiamo avanti per un discorso vetro, secco residuo, plastica e tutto. Allora, chi maneggia questo discorso dei rifiuti, voglio dire soltanto una cosa: voi facciamo la differenziata, perché ti tornai da chi ha detto la differenziata che a noi vi faccio. È normale che ti mandano questi sorti di bollite, di munnezze, invece di darci degli sgravi o di darci dei piccoli premi, non dico in denaro, anche nel risparmiare sulla bolletta. Nella strada di casa mia, una vecchietta che vive in un sottano di metri 30 e va 280 euro di munnezza. Una vecchiaretta fa 280 euro di munnezza. Ma tu mi ruoti proprio in da munnezza proprio. E allora dai, differenziatevi, nel senso, cercate di prendere provvedimenti, che tu tornai nella strada e andiamo a mangiare a mangiare a vest. Barletta e a vista.